Buonasera da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questo telegiornale. A Palermo indagini in corso per accertare le cause dell'incidente in cui hanno perso la vita 2 operai. L'impresa non dichiarava lavori da 10 anni. Gare di tiro al Piattella a 50 metri dall'ospedale Garibaldinesima di Catania. I parenti dei dirigenti. Come si fa a sparare vicino ai pazienti? La direzione sanitaria informa le autorità. Pedina e rapina anziano che aveva appena ritirato la pensione alle poste di Corso Italia a Catania. In manette è finito un 23enne. 11 mesi di attesa per una colonscopia, il caso a Ragusa dove un uomo si era sottoposto ad un primo test di prevenzione. L'azienda sanitaria si difende, caso non rientra nello screening ufficiale. Messina è la città più felice del sud Italia, sesta in Italia secondo una recente classifica che valuta la qualità della vita attraverso 64 indicatori. Serie C domani a Crotone, dopo risultati altalenanti il Catania va alla ricerca di equilibrio. Con il pari a Foggia il Siracusa tiene accese le speranze play-out, il Trapani cade in casa con la Salernitana. E in Serie B invece il Palermo, dopo il pari di Frosinone, vede allontanarsi il sogno della promozione diretta. I rosanero iniziano a pensare concretamente ai play-off. Ancora una buona serata da Sicilia 24, saranno nominati domani i periti della Procura per verificare le circostanze dell'incidente sul lavoro in cui hanno perso la vita 2 operai. L'impresa non dichiarava dei lavori da 10 anni. Manlio Viola. Resterà per il momento chiuso il tratto di via Ruggero Marturano a Palermo, teatro del drammatico incidente sul lavoro costato la vita a 2 operai. La procura ha disposto il sequestro dell'intera area e della gru sul cui cestello stavano lavorando il rumeno di 51 anni e il tunisino di 41 rimasti uccisi nella caduta. Le perizie tecniche si devono svolgere in loco, la gru non può essere spostata per il momento, bisognerà capire perché il braccio meccanico si sia piegato lasciando precipitare il carrello con gli operai sulla tettoia del gommista sottostante. Un volo di 10 piani. Sulle transenne che recintano l'area dell'incidente la famiglia del tunisino ha portato fiori ed un lumino. Dujou, così lo chiamavano tutti, lascia la moglie Laura e 2 bambini di 3 e 7 anni. Chiede giustizia e contesta la ricostruzione investigativa in base alla quale suo marito fosse in nero la moglie dell'altro operaio di origine romena. L'uomo di 51 anni lavorava per questa impresa da anni e senza mai un problema, racconta la donna. Ma gli investigatori non trovano traccia di iscrizione dei lavoratori a nessuna delle casse edili e l'impresa non aveva dichiarato l'avvio del cantiere avvenuto 2 settimane fa per il rifacimento dei sottobalconi dell'attico di un palazzo. In realtà, secondo la ricostruzione e la documentazione, l'impresa non dichiarava apertura di cantiere fin dal 2016. Ma le indagini sono appena iniziate, su tutti questi aspetti bisognerà fare chiarezza, cominciando dal posizionamento della gru, forse troppo lontana rispetto all'area dell'intervento, sulle condizioni della manutenzione del mezzo, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sui contratti di lavoro delle 2 vittime. Una pensionata ottantenne, Maria Giordano di Ravanusa in provincia di Agrigento, è morta dopo essere precipitata all'interno della vasca idrica della sua abitazione in via Silvio Pellico. L'anziana era andata a controllare le scorte d'acqua, vivendo in una provincia dove la crisi idrica è perenne, ma è precipitata dentro il serbatoio ed è morta per annegamento con conseguente arresto cardiaco. A dare l'allarme è stata la figlia, che ha chiamato la vicina di casa non riuscendo a mettersi in contatto con la madre. E adesso ci occupiamo di altri incidenti stradali, lunghe code sulla 18 in direzione Catania a causa di un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio, poco prima dello svincolo di Acireale. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a terra. Assieme a lui viaggiava un'altra persona. Entrambi sono stati portati in ospedale con l'ambulanza del 118. Nel palermitano altro tragico epilogo invece per un 18enne morto fra Misilmeri e Portella di Mare. Il ragazzo guidava uno scooter elettrico che nella notte si è scontrato con un'autovettura sulla via nazionale. Adesso siamo a Catania, gare di tiro al Piattello a 50 metri dall'ospedale Garibaldinesima. Come si fa a sparare vicino ai pazienti, dicono i parenti dei degenti, ma è tutto stato autorizzato, almeno sembra così.
Gli spari a ripetizione, piattelli che si frantumano e colpi che sbattono sul metallo, che genera altro rumore. Non siamo in aperta campagna, ma in piena città. Catania è a ridosso del Garibaldi ennesima. Il poligono itinerante e l'ospedale separati soltanto dalla strada, e la spianata che vedete è esattamente di fronte ai padiglioni che ospitano i malati terminali, oncologici e pediatria. È assordante il rumore che arriva fin dentro ai reparti, che ovviamente disturba riposo e quiete. Dentro la stanza si sentono gli spari. Diciamo che sono stati abbastanza fastidiosi, soprattutto per la degenza e tutto il resto. L'ospedale dovrebbe essere un luogo di cura, ma soprattutto di riposo e di quiete. E di serenità, esatto. Diciamo che un po' le cose non si sposano perfettamente, ecco. Non è il luogo adatto. Stranamente hanno dato l'autorizzazione a fare questo tipo di... Ecco, abbiamo sentito un colpo in diretta. Esatto, sì, l'abbiamo sentito. Lei cosa ne pensa? Secondo me da ogni ospedale non sarebbe il caso di fare un'attività di questo tipo. Un rumore assordante, di metallico, ma chi l'ha autorizzato? Io vorrei capire chi è che l'ha autorizzato. Chi invece arriva in ospedale per far visita è subito attratto dal rumore, che si sente anche durante le nostre interviste. Anche noi ci siamo chiesti che cosa stesse succedendo, poi ci siamo informati e c'è un tiro al piattello, mi pare. Stanno sparando. Vicino a un ospedale, trovo che sia indecoroso. Secondo le nostre informazioni, la direzione sanitaria dell'ospedale Garibaldi Centro aveva già informato le autorità preposte. Ma restiamo a Catania. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un anziano per rubargli la pensione appena ritirata. Decisive le immagini di videosorveglianza e anche le testimonianze dei passanti. Sentiamo Eva Spampinato. Lo osserva da lontano fin dalle prime ore del mattino. Aspetta, studia i movimenti, non perde mai di vista quell'uomo anziano che si dirige all'ufficio postale. Deve ritirare la pensione. Quando esce dalla posta di Corso Italia a Catania con i soldi appena ritirati, 600 euro, il giovane malintenzionato entra in azione e lo fa con violenza, come si vede dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per l'identificazione e poi l'arresto del ragazzo, 23 anni, già noto per altri episodi. L'aggressione è violenta, improvvisa. L'anziano viene assalito alle spalle e spinto a terra. Il portafogli sparisce. Ma alcuni passanti vedono la scena e intervengono. Il rapinatore prova a fuggire ma inciampa, cade e il bottino gli sfugge. La sua fuga però dura poco perché viene trovato dalla polizia in un negozio del quartiere di San Berillo Nuovo. Nella sua abitazione gli agenti della squadra mobile troveranno i vestiti indossati al momento della rapina, di cui si era disfatto. L'anziano guarirà in 30 giorni, per il giovane invece si sono aperte le porte del carcere. Adesso voltiamo pagina. 11 mesi di attesa per una colonoscopia, nonostante un referto preoccupante emerso durante un esame di screening. Rete Civica, articolo 32, puntano il dito sull'ASP di Ragusa per le lunghe attese. L'azienda sanitaria si difende e sostiene che il caso segnalato non rientra nello screening ufficiale e che le procedure corrette non sarebbero state seguite. Veronica Barbarino. Una colonoscopia dopo 11 mesi a seguito di un test di screening risultato positivo. L'ASP di Ragusa respinge le accuse sulle lunghe attese e sostiene che il caso segnalato dalla Rete Civica articolo 32 non rientra nello screening ufficiale e che le procedure corrette non sarebbero state seguite da parte del paziente. L'azienda precisa che quando un test di screening risulta positivo, il paziente viene preso in carico direttamente dai servizi competenti e richiamato per la colonoscopia, senza necessità di ricette o prenotazione al CUP. Quanto alla prescrizione con priorità breve, l'ASP ricorda che la normativa consente al cittadino di attivare i percorsi di tutela per ottenere la prestazione entro i tempi istituzionali, una possibilità che nel caso specifico non risulta essere stata richiesta. Ricordiamo che il paziente in questione aveva effettuato 3 prelievi, tutti con stesso esito positivo. Da qui la prescrizione di una colonoscopia urgente da parte del medico curante. La Rete Civica, articolo 32, dichiara però che dal 18 marzo ad oggi non è pervenuto alcun segno di riscontro al percorso di tutela. Resta quindi aperto il confronto che riporta al centro il tema dei lunghi tempi d'attesa e dell'efficacia dei percorsi di prevenzione oncologica, aspetto importante ma anche problematico della sanità a Ragusa. E voltiamo ancora a pagina. Stop alla demolizione dei silos nella zona del porto di Messina, oggetto di un intervento di riqualificazione. La causa, la presenza di nidi di uccelli migratori. Servizio è di Francesco Triolo.
La ripresa delle demolizioni dell'ex silos e della casa del portuale, lo spazio da riqualificare adiacente alla stazione marittima proprio di fronte alla Madonnina, rischia di subire una falsa partenza. Avviati i lavori di rimozione della struttura esterna in ferro, gli operai si sono dovuti fermare, tutto a causa degli uccelli migratori. Gli ambientalisti sono sul piede di guerra per i volatili che nidificano sulla torre dei vecchi silos granai e si appellano alle direttive europee. Ma l'abbattimento dell'ecomostro, che occupa parte dell'area retroportuale, già rinviato tra ottobre e marzo, non può subire un nuovo slittamento. Il dossier è sul tavolo del commissario straordinario del comune Piero Mattei, che ha commissionato per domani un nuovo sopralluogo con l'ausilio dei droni per capire se sul tetto delle strutture sono già presenti i nidi degli uccelli. Ma è un altro il numero che fa impressione della stima fatta sulla presenza di topi all'interno degli scantinati della struttura. Circa 400.000 ratti, molti dei quali sono stati già eliminati, ma per debellare l'intera colonia serviranno ancora diverse settimane. Quella zona è destinata a diventare il nuovo affacciamare della città, con una terrazza panoramica sullo stretto e il collegamento con l'isola pedonale del Viale San Martino. Adesso un'intervista alla campionessa del mondo di tennis Mara Sant'Angelo, che ha vissuto 25 anni a Dubai, dove è stata allenatrice e organizzatrice di eventi. Un mondo sicuro che si è sgretolato con la guerra in Iran. Sentiamola al microfono di Eva Spampinato. Perché Dubai è diventato un paese talmente importante sia per il turismo che per l'economia anche degli italiani? Perché è una realtà dove ci sono tante opportunità, quindi se sai fare veramente qualche cosa bene, nel mio caso appunto nel settore del tennis, dello sport, degli eventi che io organizzo, lì c'è tanta possibilità perché la gente ha voglia di spendere, anche perché ha una mentalità molto aperta anche verso i turisti che vengono e un mindset di fare sempre le cose al meglio. In questa situazione drammatica io sono stata veramente protetta da Dio, perché 3 giorni prima che la guerra iniziasse mi hanno chiamato per venire ad allenare in Italia. Insomma, è una situazione difficile che anche oggi si protrae con il turismo che non c'è, con tante realtà che sono chiuse, con tante persone licenziate. Il governo devo dire che è eccellente perché è un paese comunque sicuro nella drammaticità. E adesso invece ci occupiamo del Vinitaly, l'apertura oggi della 58esima edizione Salone Internazionale del Vini e dei Distillati. La Sicilia anche quest'anno è protagonista con le sue aziende e anche i suoi prodotti. Sentiamo l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino. Per la prima volta la Regione mette insieme le aziende biologiche insieme alle aziende convenzionali, oltre 164 cantine mettono in mostra non soltanto le etichette ma le storie del nostro territorio. È un grande Vinitaly con un'affluenza importante e soprattutto con l'attenzione oggi rivolta ai nuovi mercati esteri. Dietro ogni bottiglia c'è la storia di un territorio, la storia di un popolo, ma soprattutto di un'identità che va raccontata oggi ai tanti turisti che vengono attratti dalla nostra isola e che coniughiamo insieme al buon cibo anche il buon vino. Consentitemi di dire che dietro ogni bottiglia c'è davvero la storia millenaria della nostra regione. Adesso parliamo di meteo, una perturbazione che è attiva sul Mediterraneo occidentale, si muove verso l'Italia e sta accentuando gradualmente l'instabilità. Sono previsti in modo particolare forti venti di burrasca con possibili raffiche proprio di burrasca forte sulla Sicilia, possibili anche le mareggiate lungo le coste esposte e anche delle piogge. Ci fermiamo qui per il momento, fra poco saremo di nuovo insieme con le altre notizie. Torniamo insieme, adesso andiamo alle agenzie. Camera mortuaria piena al cimitero comunale di Cala Pisana, Lampedusa. 21 sono le bare presenti, si sono conclusi nel pomeriggio di venerdì i tentativi di riconoscimento dei 2 migranti che hanno perso la vita la scorsa settimana, mentre invece 19 recuperati in area libica lo scorso mese di aprile. Funzionari del comune di Lampedusa hanno sollecitato i trasferimenti delle bare. Le condizioni del mare nei prossimi giorni non saranno, come abbiamo già detto prima, buone con le previsioni meteo. Adesso invece andiamo a
Messina è stata pubblicata la classifica mondiale delle città più felici. Il risultato, come abbiamo anticipato, premia proprio Messina, che è la prima città del meridione d'Italia per benessere e la sesta in Italia. Particolari in questo servizio di Francesco Triolo. Messina è tra le città più felici d'Italia, a dirlo è l'Happy City Index, un progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Istituto francese per la qualità della vita e l'inglese Happy City Hub, che nella classifica 2026 colloca la città dello Stretto al 6° posto a livello nazionale. Un risultato significativo: Messina è la prima città del sud in graduatoria e si piazza al 150° posto del mondo su 250 città analizzate. La classifica, elaborata da ricercatori internazionali, valuta la qualità della vita attraverso 64 indicatori, dalla mobilità alla sanità, dall'ambiente all'economia fino al rapporto tra cittadini ed istituzioni. L'edizione 2026 l'ha vinta a Copenaghen, seguita da Helsinki e Ginevra. In Italia, davanti a Messina, ci sono città come Bologna, Parma e Milano, ma il dato più rilevante è proprio il primato nel Mezzogiorno, in un contesto nazionale dove nessuna città entra tra le prime 50 al mondo. Un riconoscimento che fotografa una realtà complessa: da un lato scrivono segnali positivi sulla qualità della vita urbana, dall'altro un margine di crescita ancora più ampio rispetto ai grandi modelli europei. Messina dunque sorride nella classifica, ma la sfida resta aperta: trasformare questi segnali in sviluppo concreto e duraturo per il territorio. E adesso andiamo a Caltagirone, dove su iniziativa del Lions Club questa mattina, nella giornata di oggi, sono tenuti degli screening gratuiti in piazza. Il servizio di Salvo Cona. Screening gratuiti in piazza grazie al Lions Club di Caltagirone. L'iniziativa annuale, chiamata Lions Day, ha dato la possibilità ai calatini di effettuare check-up completi per il diabete mellito e l'ipertensione, ma anche visite oculistiche e otorino-laringoiatriche. Nel corso della stessa iniziativa si è svolta anche la raccolta di occhiali usati che, una volta rimessi a nuovo, saranno distribuiti a persone in stato di necessità. Qui a Caltagirone abbiamo avuto la possibilità di organizzare diverse formazioni di screening, dallo screening al diabete, alla vista, all'udito, all'odontoiatrico, alla raccolta occhiali usati, nonché abbiamo anche l'Avis e quindi per la donazione del sangue. Noi abbiamo la possibilità di avere dei camper che abbiamo realizzato grazie al contributo della Fondazione Internazionale dei Lions, che ci permettono proprio di poter svolgere queste attività. Nella centralissima piazza Bellini ha sostato l'autoemoteca dell'Avis, che ha dato modo di poter effettuare le donazioni di sangue. Per la prima volta effettuati esami di tipizzazione per diventare potenziali donatori di midollo osseo necessario per i trapianti. Ci fermiamo ancora e fra poco un'ampia pagina dedicata al calcio. E adesso la pagina dello sport, cominciamo con le partite. Vi diciamo subito che fra poco vedremo le altre partite che sono giocate nel pomeriggio, quelle del Siracusa e quelle del Trapani, ma intanto vediamo la Serie B con il Palermo, dopo il pari di Frosinone, vede ormai allontanarsi quello che è il raggiungimento della promozione diretta, quindi guarda decisamente ai play-off per raggiungere la massima serie. Vediamo il servizio. Con la promozione diretta distante 4 punti, il Palermo, dopo il pari di Frosinone, pensa sempre più concretamente ai play-off come unica porta per accedere in Serie A. Il Monza, che ieri ha vinto contro il Bari, ha agganciato il Frosinone al secondo posto. Difficile pensare che il Palermo, nelle restanti 4 partite di campionato, possa sorpassare entrambe le formazioni, anche se nel calcio tutto è possibile. Una grande occasione sprecata, quella allo stirpe per i siciliani, che nel gioco e occasioni hanno messo sotto il Frosinone. È stata una partita tosta e fisicamente stavamo molto bene, abbiamo dato tutto, abbiamo avuto tante occasioni per sbloccarla, per fare gol. Purtroppo il calcio è così, loro hanno fatto un tiro da 25 metri e hanno segnato. Noi siamo stati bravi a recuperarla perché non era facile, peccato perché volevamo vincere. Però si guarda avanti perché abbiamo dato tutto
Palermo da domani al lavoro per la partita di sabato al Barbera contro il Cesena. Rosanero che vorranno tornare a vincere e mettere comunque pressione a Frosinone e Monza, che giocheranno rispettivamente fuori casa contro Modena e Sampdoria. Adesso il Catania che gioca in posticipo domani la sua gara contro il Crotone. Per Viali ci sono diverse assenze anche per squalifica, ma intanto la formazione rossazzurra deve ritrovare un po' di equilibrio dopo qualche risultato negativo delle ultime settimane. Coraggio quando si attacca e quando si difende. La richiesta di Viali per la partita di Crotone è legata a quanto visto col Picerno, una partita che ha insegnato più di altre, dice il tecnico. Le distanze, la capacità di recuperare il pallone velocemente, cosa che era riuscita meglio con Latina e in parte con il Casarano e che ha lasciato a desiderare con i Lucani. Idee chiare, sempre a detta del tecnico, e voglia di proseguire sulla linea tracciata dell'elasticità in fase di costruzione rispetto a quella di non possesso, con qualche cambio di interpreti, magari con il rilancio di Quaini, Pieraccini e Donnarumma, con il ritorno di Forte che deve acquisire minutaggio. Coraggio perché serve in questa fase e serve con il Crotone, squadra che in una stagione difficile con l'amministrazione giudiziaria è rimasta comunque lì per un valore della rosa indiscusso. Ha grandi qualità in tutti i reparti ed è un insieme come squadra sotto l'aspetto tattico molto importante. Ha le idee molto chiare e lavora bene nello sviluppo, molto bene, nel possesso palle fra le squadre che ce l'ha più alto, quindi dovremmo essere perfetti nella fase non possesso per non esaltare le loro caratteristiche e continuare a migliorare sulle nostre. Crotone-Catania sarà seguita su Telecolor con diretta stadio, collegamenti dalle 20, commenti da studio e poi più di 3 ore live fino alle interviste finali. E adesso, come annunciato, le partite del pomeriggio della domenica. Il Siracusa ha giocato bene, è andato anche in vantaggio con Arditi, ma nella ripresa ha sprecato tantissimo sul campo del Foggia. Un Foggia che poi nella ripresa è riuscito a pareggiare, a riportare in parità 1-1 il match. I play-out sono ancora possibili, ma gli azzurri, con appena 2 gare da giocare, rimangono in una situazione molto complicata e difficile. Marco Petrolito. Il Siracusa accarezza a lungo l'impresa, ma manca per 2 volte il colpo del KO e torna a casa con un pari che lascia l'amaro in bocca. A Foggia finisce 1-1 al termine di una gara intensissima e ben giocata dagli azzurri, soprattutto nel primo tempo. Parte forte la squadra siciliana, subito pericolosa con Frisenna, ma al secondo è il portiere dei pugliesi Perrucchini a dire di no alla conclusione del centrocampista e quindi su un suo colpo di testa ravvicinato. Azzurri che controllano il gioco e che trovano il meritato vantaggio al 33esimo, azione costruita sulla sinistra da Valente. Arditi è decisivo sul tiro di Job dopo una sua sponda e firma la rete dell'1-0. Nella ripresa gli azzurri vanno più volte vicini al raddoppio, ancora con Arditi, ma senza riuscire a chiudere la partita. L'attaccante Reduseo ci prova prima al 47esimo con un sinistro che esce di pochissimo e poi al 56esimo con una potente conclusione parata da Perrucchini. Ma alla prima vera occasione è il Foggia a punire la squadra di Turati. Tommasini si rende protagonista di una conclusione potente e angolata che al minuto 58 vale la rete dell'1-1. I pugliesi provano a sfruttare l'entusiasmo del momento e al 63esimo ancora Tommasini sull'errore di Pacciardi impegna severamente Ferroni. Il Siracusa nel finale si rende nuovamente pericoloso al 73esimo con Di Paolo, ma Perrucchini para ancora. Dopo quasi un'ora di grande calcio, dunque gli azzurri resta rimpianto per un successo sfuggito. Un punto che muove sì la classifica, ma non basta. 2 giornate dalla fine per il Siracusa che ora è penultimo, i play-out restano più che mai appesi a un filo. E se per il Siracusa i play-out restano appesi ad un filo, per il Trapani l'impresa sembra praticamente ormai impossibile. Sconfitti oggi in casa dalla Salernitana per 2-1. Il pari probabilmente non avrebbe cambiato nulla ai fini della classifica per il Trapani, sempre più vicino alla retrocessione diretta in Serie D, ma avrebbe quantomeno premiato la squadra di Totò Aronica che, almeno per tutto il primo tempo, si è preso la scena costringendo Donnarumma agli straordinari, prima su Stauciuk, poi su Celeghin e Napolitano. Nel mezzo, al 22esimo, il gol del vantaggio del Trapani, fallo di Anastasio su Motok e Celeghin che trasforma il calcio di rigore. Ma gli applausi in precedenza erano stati tutti per Serse Cosmi, osannato al suo ingresso in campo dai suoi ex tifosi. Ancora vivo il ricordo in città della finale playoff col Pescara del 2016 per la promozione in Serie A con Cosmi in panchina. Il tecnico campano per l'occasione ha cambiato modulo inserendo Ferraris alle spalle di Lescano
e Ferrari, proprio quest'ultimo, al terzo della ripresa si è inventato il gol capolavoro dell'1-1. Poi la Salernitana è salita in cattedra, Galeotti si è opposto più volte a Ferraris, finché al 94esimo su un cross di Ferrari il giovane Boncori ha spinto col petto in rete il gol del 2-1 che ha regalato il successo agli ospiti. È tutto, ci fermiamo qui con l'informazione, grazie per averci seguito, l'augurio ancora a tutti voi di una buona serata.